Non solo, Mostra internazionale del cinema di Venezia. Il sogno dei cineasti si spinge ben oltre. Creare anche in Veneto una sorta di cinecittà. Fare insomma della nostra regione un polo di riferimento per chi vuole fare cinema, creandovi un centro di produzione cinematografico che attiri i professionisti della cinepresa. Ad esprimere ad alta voce questo desiderio una giovane attrice trevigiana che si è imposta in numerose pellicole sul grande e piccolo schermo. Clizia Fornasier nel salotto di X News spiega perché il Veneto sarebbe il luogo ideale per questo progetto. Secondo me le strutture ci sono e ci sarebbe anche la mentalità giusta, perché noi veneti, per quanto ci prendano in giro per la nostra parlata, siamo anche visti da tutti come persone molto professionali e molto oneste. Clizia poi si rivolge direttamente al governatore del Veneto, Luca Zaia. Di attrici venete ce ne sono parecchie, anche se non si conoscono, e sono molto brave. E a loro farebbe un grandissimo piacere lavorare nella terra d'origine. Ci amano, devo dire. Ho sentito comunque a Roma quando si parla di gente veneta, dicono, sicuramente loro sono persone in gamba. Perché non lavorare qui e portare tutto fuori o comunque perdere di queste risorse? Sarebbe un peccato. Io fossi in voi ci penserei. Un'idea che piace a Zaia, consapevole però di dover fare i conti con le risorse a disposizione della sua regione. Noi abbiamo la Film Commission come Veneto e crediamo in queste partite anche perché è l'occasione di far parlare delle nostre terre. Certo è che noi siamo sempre azzoppati rispetto alle disponibilità che hanno gli altri. Ho molto spesso produttori che mi chiedono come location il Veneto e alla richiesta mi dicono guarda, se metti questi soldi veniamo in Veneto a fare il film, altrimenti andiamo a Bolzano. Io dico sempre la solita risposta, andate a Bolzano. Se il produttore sceglie Dolomiti sa che al di là dello steccato a Trento o Bolzano gli riempiono dei soldi rispetto a quello che possiamo fare noi in Veneto.